Libri in Castello è un format di microfestival elaborato dalla nostra casa editrice che ormai ha qualche anno. È nato ad Agazzano, nel Castello dei Principi Gonzaga, alcuni anni fa. Quest'anno giungerà alla sua terza edizione. E dopo aver avuto una prima gemmazione a Verona nel Castello di Montorio, quest'anno sbarcherà anche a Cremona, a Parma, a Reggio Calabria e l'abbiamo portato anche a Mantova, nel nostro territorio, quindi vogliamo giocare in casa qui a Volta Mantovana, in questo sito storico veramente incredibile che è il palazzo che fu di Barbara di Brandeburgo. L'idea di Libri in Castello è quella di unire il mondo dei nostri libri, dei libri dei nostri marchi, per cui Eriedizioni, Oligo Editore, CN Casonuvolari, però non solo libri, ma in questo caso anche appunto visite guidate alla scoperta di luoghi particolari ricchi di storia e di arte, per cui visite guidate alternate a presentazioni dei libri e incontri con l'autore. Ognuno dei nostri festival poi cerca di radicarsi nel suo territorio, in particolar modo l'edizione di Volta Mantovana si caratterizza per un'apertura al mondo della narrativa per bambini. Infatti il festival si è aperto con un incontro riservato ai bambini della scuola primaria di Volta Mantovana insieme a Roberto Piumini, per cui uno dei massimi della narrativa per il mondo dei ragazzi. E in serata invece ci sarà una cena con delitto. Cena con delitto è una cosa che ci piace particolarmente perché è un'occasione per sdoganare anche il mondo del libro a un pubblico più vasto, un pubblico diverso, a chi magari può pensare che la lettura possa essere solo qualcosa per pochi, magari di noioso. Invece no, il libro può essere invece un'occasione anche per divertirsi, per stare insieme in un'occasione di convivialità, e questo penso che sia una delle missioni anche di una casa editrice come appunto Oligo Editore, CN e il Rio da cui tutto è nato. Sicuramente Libri in Castello serve al territorio, alla comunità, per valorizzare ancora di più questi luoghi, questo palazzo, e poi portare i libri, portare la cultura al centro della nostra comunità. Questo è un sogno che portiamo avanti da tanto tempo, che cerchiamo di coltivare. Siamo stati bloccati dal Covid, però ora siamo qui, e siamo qui con Libri in Castello, e siamo qui con tante persone che ci verranno a trovare. Stasera avremo la cena con delitto, sempre a tema letterario, avremo tante visite guidate, abbiamo persone che ci vengono a trovare dalle province vicine, da Mantova, dai territori vicini, per scoprire la nostra offerta, per scoprire i nostri spazi e anche per scoprire gli autori che verranno a raccontarci dei loro libri e delle loro storie. Storie che sono a tema quest'anno enogastronomico, perché di qui a poco avremo la Mostra Nazionale dei Vini Passiti. Il nostro territorio è molto vocato e quindi cerchiamo di allacciare tutti gli eventi che facciamo, di modo che ci sia un grande filo conduttore che è appunto Volta, le sue colline, il nostro territorio, la nostra storia.